Amici bellini, è il momento della conferenza, arriva un po' in ritardo, può essere pure che addirittura il Napoli l'abbia postata sul suo canale ufficiale, tanto che sono in ritardo, non lo so, ma voi non fate gli sciagattoni, cominciamo. Allora, amici miei, USNC maiuscolo, caro maiuscolo, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti che lasciano i like, che sanno che sono propedeutici, sono di cortesia, lasciate molti like, lo state facendo, io vi devo sempre ringraziare per quello che fate prima e poi ricordare ai nuovi quello che devono fare dopo, perché non c'è tempo, non c'è molto tempo. Spalletti ci dice che non ha molto tempo e ci parla degli sciagattoni. Lo sciagattone è chi rovina, chi sciupa la roba trattandola sconsideratamente, senza riguardo, però lo sciagattone lo dice tatticamente. Vabbè, noi siamo pronti con un Abrabam tattico a fare delle ipotesi di formazioni, non è il Vicenza, se cerchiamo così. Ricordiamoci però anche la partita dell'andata, secondo me questo sarà fondamentale perché è stata una conferenza molto filosofica, non per colpa di Spalletti, ma se arrivano certe domande lui si deve inventare delle risposte, però quando può ci ricorda le caratteristiche del Torino. Noi ricordiamoci anche un pochino l'andata. Io non lo so, voi avete una memoria talmente... Io mi sono dovuto rivedere highlights, la mia stessa reaction un pochino della live e l'analisi tattica successiva. Io scrissi all'epoca, erano 5 mesi fa, e dissi masterclass di Spalletti in conferenza, dentro e fuori dal campo. Ma quello era un Napoli con Raspadori punta centrale, che è una differenza importantissima. Vi ricordate, Spalletti ci parlò dell'1 contro 1 rispetto al 3 contro 3 e quindi voleva gli esterni non troppo larghi, ma li voleva più interni. Adesso però, essendoci Osimhen al posto di Raspadori, la situazione è un po' diversa, perché ovviamente Raspadori veniva molto dentro al campo, tirandosi dietro uno dei difensori, e lì ci poteva essere l'inserimento degli esterni o dei centrocampisti. E ricordiamoci che all'andata ci fu doppietta di Anghissà, c'era un Anghissà che ancora teneva genio, riempiva l'aria, gol di testa di grande fisicità, e poi si fece tutto il campo, questo ve lo ricorderete, con Kvara che accompagnò e che era pronto magari a ricevere al centro, ma Anghissà vide lo spazietto che lasciò il portiere del Torino e di punta segnò. Poi fece un gol straordinario anche Kvara. Ma andiamo a leggere cosa ci dice Spalletti. È il momento più bello della sua carriera, non ho molto tempo, devo riempire le cose perché poi verremo giudicati rispetto a quello che hai fatto. Per il Napoli sono disposto a tutto. È un anno irripetibile, e sull'anno irripetibile Spalletti dice l'anno prossimo è il concetto del the best is yet to come, no? Il meglio deve ancora arrivare, qualsiasi cosa succede, ecco, Spalletti dice sempre qualsiasi cosa debba succedere, qualsiasi cosa può succedere, è sempre il prossimo che è bello, è il più irripetibile, si deve sempre fare di più, e questo vuol dire sia che io rimango sia che non rimango, ragazzi, perché poi queste somigliano un po' alle parole di Mertens dell'anno scorso. Somigliano, perché Mertens disse con me o senza di me il Napoli ci deve... Guarda, quelle parole di Mertens furono proprio profetiche a fine campionato l'anno scorso, dopo la vittoria con il Sassuolo, se non sbaglio, dove Napoli dilagò con Mertens titolare. Mertens disse questo l'anno, mi fa ancora più male quest'anno rispetto all'anno di Sarri, quest'anno potevamo farcela, ma non dobbiamo smettere di provarci. Non era quest'anno l'unico irripetibile, perché sembrava irripetibile l'anno scorso e quest'anno sembra irripetibile, allora non impariamo mai. Niente è irripetibile, si può fare. Certo, c'è una commistione di squadre che stanno scivolando tutte quante, il Napoli no, e godiamoci il percorso. Il Torino non si snaturerà,
non cambia, mi dice mi piace parlare del Torino, fatemi parlare un pochino di tattica, è asfissiante anche in fase di possesso, dice Spalletti, perché comunque mantengono quello che significa essere asfissianti in fase di possesso, vuol dire che mantengono un ritmo alto e soprattutto si divertono a farti giocare male, non vogliono accorciarlo il campo, non vogliono stare corti, anzi gli piace tenere il campo lungo, giocare sulle pallate, dopo ci ritornerà sulla questione della pallata del portiere. Nella prossima vita Spalletti che cosa vuole essere, che cosa vuole fare, perché si prende spunto dal non avere tanto tempo. Il non ho tanto tempo può anche significare io non ho tanto tempo qua, devo andare a fare delle altre esperienze. Questo è un discorso che vi sto portando avanti da un po'. Non faccio calcoli, dice Spalletti. Se la questione è la squadra, per quello che mi dà la squadra, per quello che è la loro disponibilità, vorrei vivere in eterno, ma se ripenso a quello che è successo a livello dei tafferugli, delle cose brutte che sono successe con l'Eintracht, non ci vorrei far parte di questo mondo. Questo può significare non tanto il mondo in Italia, perché i tafferugli possono accadere anche in Inghilterra. Io credo che Spalletti abbia il pallino di farla l'esperienza in Inghilterra per una volta, prima che sia troppo tardi per lui. Però magari lì ci sono passati alla grande e hanno un pochino risolto quelle che sono la questione del tifo violento, e quindi vorrei vivere, però vorrei fare pure l'altra esperienza, credo io, perché altrimenti non gli piace a Spalletti tutto questo. Il turnover, si fa turnover? No, perché c'è la sosta e forse qualche cambio, ma cambia poco, perché io quello che scelgo bene. Questo è lo Spalletti 2.0 che ci spiegò all'inizio della sua avventura di quest'anno, che se io metto Simeone o metto Raspadori la partita la vinco lo stesso, quindi non ha più questo tarlo che non lo fa dormire. Il calcio italiano, dice, un po' più moderno, anche se qui io dico Spalletti, questa cosa del portiere che rilancia e lo sciagattone, che poi devi fare lo sciagattone, non mi sa di modernissimo, perché poi dice non vogliono accorciare il campo, no? Il portiere rilancia, tu con i tuoi attaccanti li pressi alto, il Lobotka che va in avanti a prendere anche il loro play e stiamo tutti così. Però se poi il portiere fa un bel lancio che arriva qua, tu devi sempre essere pronto, perché altrimenti è uno sciagattone, devi sempre essere pronto a riaccorciare, perché poi una respinta dei difensori, se poi non hai il famoso buco, ragazzi, ve lo dissi anni fa, quando arrivò Spalletti che c'era Lobotka in precampionato, il famoso vuoto a centrocampo, la voragine, se non si fa, loro sono più pronti sulle seconde palle, e quindi dobbiamo stare molto attenti. Non è per me un calcio modernissimo, però è il nuovo modo di fare la riaggressione, ovviamente in stile Liverpool. Raspadori non recupera, dice Spalletti che probabilmente non ci sarà nemmeno in nazionale, e quindi giusto che non ci sia nemmeno con il Napoli, cioè giusto che non ci sia in nazionale se non recupera con il Napoli. E gli si chiede anche di Ndombélé mi garba, dice lui, avevamo il dubbio ma perché il Tottenham se ne libera, forse un pochino ce lo siamo spiegati il perché, però fa le caratteristiche di Ndombélé come al solito, e vabbè. Abbiamo lo stesso rendimento sia in casa che fuori casa, è chiaro, dice Spalletti, questo vuol dire che noi facciamo il nostro gioco e abbiamo sempre lo stesso atteggiamento dappertutto, però questo significa anche che siamo un po' leggibili. A quel punto bisogna liberare la fantasia di quelli che fa l'elenco, insomma, dei giocatori più creativi del Napoli, con Elmas, con Kvara, con Politano, con Lozano, bla bla bla, e quindi loro creano ovviamente un po' di scompiglio e un po' di imprevedibilità, perché altrimenti se fai sempre la stessa cosa ti possono leggere. Vedi Sarri, si faceva sempre la stessa cosa, però se la fai ad alta velocità ti possono leggere tranquillamente e comunque la fai. E invece se non riesci a mantenere quel ritmo altissimo per sempre, vita natural durante, devi fare anche qualcosa di diverso, e te lo garantisce Kvara e company. Gli si chiede di Elmas e di Simeone, e dice allora mi vuoi far essere antipatico, praticamente ti sta dicendo di no, è inutile continuare a chiedere Elmas e Simeone. Elmas magari ogni tanto, perché Spalletti lo dice, merita di giocarne una titolare, lo ripete, ma sempre non ce l'ha perché è il suo jolly preferito, e lo stesso Simeone finché c'hai Osimhen in questa forma, ragazzi, ma purtroppo per Simeone non c'è spazio. Quanto sono importanti i tifosi che tornano allo stadio?
e quando sono importanti sono fondamentali. Zielu meglio in Champions? Gli si chiede. Grande partita di Zielinski, forse perché la Champions ti dà più spazi e lui si esalta. Spalletti dice ma non mi risulta che Zielinski abbia giocato meglio in Champions, ma me lo vado a rivedere. Questa cosa poi più che altro si potrebbe dire più di Anghissà, se vogliamo, nell'ultimo periodo. Ma Spalletti dice me lo vado a rivedere. Forse quello che Zielinski ha aggiunto nel suo repertorio è la questione di testa, essere un po' più cattivo. Vedi quella scivolata che fa in Champions per andare a recuperare il pallone, che poi non gli chiamano nemmeno fallo. Ecco, essere un po' più cattivo. Parla della vena Spalletti, la vena che aveva Kvara quando ha segnato quel gol. Si sta girando la fotografia della vena di Kvara, vena che Kvara non aveva quando è arrivato a Napoli e adesso ce l'ha, e mi garba di più perché bisogna averla la vena. Arrivano i criminali, ma quando mai? Sono tutti bravi ragazzi. Anche Ndombele dice che è dolce è un dolcino, e quindi sono tutti bravi ragazzi. Noi ce li teniamo così. Se riusciamo a vincere addirittura con i bravi ragazzi è ancora di più uno smacco per il resto fate i cattivi intorno a noi. Se voi vedete anche la partita di andata, no? Che poi ci ha riservato addirittura un possesso palla simile, perché poi bisogna anche essere onesti, andammo in vantaggio molto presto e quindi sul 3-0 sul Napoli, poi il Torino nel primo tempo fece pure il 3-1, ma si è arrivati addirittura al 52% di possesso palla del Torino, una cosa assurda. Questo però ci fa capire, vedi, l'asfissiante anche in fase di possesso, ed è giusto. Poi dopo, perché il Napoli ha filo di gas, me lo ricordo benissimo, però facevamo più tiri in porta, il Torino di meno. Però vai a vedere, anche se hanno più loro il possesso palla, comunque loro fanno 17 falli e noi 4. Vi renderete conto che la realtà del calcio è questa, e noi bravi ragazzi che giochiamo a pallone è sempre più bello. E quindi il rigore, perché l'ha tirato Zielinski, la democrazia, cioè democrazie si decide insieme, si fermano a calciare, questo è importante. E poi Spalletti fa pure un po' di polemica, dice no, loro fanno le cose brave, no voi non gli piacciono i giornalisti a Spalletti, e lo condivido. Meret, che all'andata forse sul gol un po' di il gol subito un po' di responsabilità l'aveva, ma poi fece una bella parata nel secondo tempo. Di Lorenzo, Rahmani e Kim, anche se Kim lo metto qua, ma ovviamente è la diffida, ecco, sto pensando solamente alla diffida. Potrebbe Spalletti pensare anche a questo, finora non lo ha fatto, però arriva proprio la partita con il Milan che significa, ecco, l'idea che stavo sentendo strisciare in città, no? Fare un po' di turnover con il Milan, magari in campionato, per non... no, magari lo fai con il Lecce, però con il Milan secondo me tu devi cominciare in campionato a fronteggiarlo con le tue armi migliori per poi essere pronto in Champions, anche perché il Milan è cambiato leggermente anche tatticamente, quindi bisogna lavorarci, è importante. Di conseguenza all'andata giocò Mario Rui, non si chiese la fisicità di Oliveira in questa partita. Secondo me si potrebbe bissare con Mario Rui, anche perché se loro allungano il campo, se loro ti pressano alti, una pallata di Mario Rui per Osimhen secondo me non è male. Chissà se Anghissà, Ndombele, Anghissà c'è la sosta ragazzi, quindi io non credo che si farà tanto turnover preventivo. Però è sempre una questione di vedere, Spalletti ce lo ha ripetuto, chi sta più in forma, e sicuramente Zielinski lo abbiamo visto in forma, Anghissà così e così, Kvara, e stavolta ce la giochiamo con Osi, e qua il dubbio secondo me più importante, anche Osi è diffidato. Perdere Osi con il Milan significa ripetere la partita dell'andata con Simeone, che pure funzionò, quindi stiamo tranquilli. Ecco, Politano-Lozano, su questa vorrei fare un discorso tattico. Giocò Politano all'andata, secondo me giocò anche bene, però ricordiamo Spalletti disse dovete stare più dentro per creare il 3 contro 3 e non l'1 contro 1, quindi preferisco Politano perché Politano ha più l'idea di stare di accentrarsi e quindi di far giocare Di Lorenzo. L'abbiamo visto in grande forma, non sappiamo se però deve tirare il fiato dopo aver giocato quasi tutta la partita di Champions. Lozano invece tende a stare un po' più largo, però la questione interessante è non c'era Osimhen, c'era Raspadori che veniva dentro e quindi voleva
più interni gli esterni, un po' più interni gli esterni, di conseguenza non lo so, è interessante, l'alternanza vorrebbe Lozano in questo caso titolare, me lo lascio così come dubbio, voi me lo fate sapere nei commenti. E da New York Valerio Fluido è tutto, domani è una giornata campale, era campale ieri e campale domani, io mi sto divertendo tantissimo, e voi? Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.